Raga, allora stamattina volevo cominciare questo video innanzitutto per dirvi che oggi ci sarà un'anticipazione sul gruppo Ricerca Paranormale Taranto per quanto riguarda l'indagine notturna che abbiamo fatto l'altra sera, dove, come vi avevo detto, sono successe veramente delle cose raccapriccianti. Non mancate ragazzi, prossimamente ci sarà una nuova puntata di Luoghi da brivido dove si parla proprio di questo. Mi raccomando ragazzi, oggi vi volevo fare un'altra lezione di napoletano, perché ragazzi teniamo bisogno, secondo me abbiamo bisogno del napoletano. Poi secondo me il napoletano veramente è una lingua internazionale, è un dialetto, una lingua internazionale che piace veramente a tutti. Qua me lo dicono in tanti. Ragazzi, allora la prima parola che ho pensato di insegnarvi stamattina non è facile, è particolare, pare quasi una parola straniera. Adesso che ve la dico capirete. Ragazzi, lisciabus. Ragazzi, non è un pullman. È una parola, è tutta una parola, è tutto insieme. Come quando il napoletano vuole dire ha già fatto un lisciabus, cioè ha già fatto una cazziata grossa, pesante di qualcuno che ti ha fatto qualcosa di male, che ti ha offeso, insomma, che ti ha fatto qualcosa, insomma. E dici, ci ha già fatto un bello lisciabus. Io questa parola la usavo spessissimo a Napoli. Ovviamente qui no, perché non capisci nessuno. Però i lisciabus li faccio pure qua. E ne faccio veramente tanti. Ragazzi, la seconda parola è repassatore. Tu sei un repassatore, cioè sei una persona che mi prende in giro, che io parlo e tu mi sfutti, mi stai sfuttendo. Ecco, questo significa praticamente in sostanza. Ragazzi, come ultima parola avevo scelto questa, nzallanuto. Ragazzi, a volte camannit sta parola. E io ho fatto un sacco di lisciabus quando mi hanno fatto questa parola. Questo poi è per raggruppare tutta la lezione. Zallanuto è una persona stunata, stordita, distratta. Vabbè, non proprio, è una cosa pure un po' più pesante questo. Zallanuto è una persona proprio che vive proprio nel suo mondo. Non è proprio un complimento, aiù. Vabbè, comunque sono stati risposti a dovere al momento che me l'hanno detto. Quindi, aiù, quando ci vo, ci vo. Ragazzi, mi raccomando, continuate ad iscrivervi. Spero che le lezioni di napoletano vi interessino. Comunque fatemelo sapere, perché se no cambiamo argomento, non ci stanno problemi. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. La mia è appena iniziata, mo vado a fare una bella colazione. Guaiu, alla prossima puntata di lezioni di napoletano. Ciao!